Riaperto ieri al pubblico il piazzale Giglia di San Leone dopo mesi di chiusura per i lavori di riqualificazione urbana. L'inaugurazione della nuova passerella che mette in collegamento il piazzale con la villetta Sandro Pertini dalla parte del mare. Al taglio del nastro presenti il sindaco della città, il provveditore alle opere pubbliche di Sicilia e Calabria, ingegnere Luca Ievolella, oltre ai tecnici del comune che ne hanno curato la progettazione. L'opera è stata possibile effettuarla grazie ai risparmi avuti dai ribassi d'asta. Dopo un trentennio ci riappropriamo di un pezzo importante di fronte mare, la spiaggia delle origini della Santulì, e lo facciamo dopo aver abbattuto quella muraglia e con un'operazione, devo dire, anche di fantasia e anche di perseveranza siamo riusciti a trovare le risorse per poter realizzare una riqualificazione con risorse scarse, devo dire, ma con un risultato che è di grande valore. Di più a questo mi sento di aggiungere un ringraziamento per i tanti protagonisti civici che anche qui si sono fatti avanti, e vorrei dire adesso a tutti noi: custodiamo insieme questo spazio. Le telecamere possono avere un valore di deterrenza, ma dobbiamo portarci nel cuore ciascuno di noi l'amore per gli spazi comuni. Senza questo avanti non andiamo. Questo provveditorato riesce a essere un pochino più presente sul territorio e quindi ecco, qualche risultato si vede, anche se piccolo, ma si vede. Effettivamente qual è stata la vostra azione per realizzare l'opera? La nostra azione è stata che questo qui era un vecchio finanziamento che sarebbe andato perso, invece attraverso l'interesse che il sindaco e poi dei funzionari si è potuto recuperare e in breve tempo si è potuta realizzare quest'opera. È un importante collegamento pedonale per collegare due piazze, così rendere effettivamente, prima di tutto abbiamo aperto il fronte a mare, così diamo l'impressione di una città effettivamente sul mare, cosa che non esisteva. Diventa un'importante via di comunicazione tra queste due zone, queste due piazzette di San Leone. C'è opere a breve previste che avete in cantiere? Col Ministero sì, in pratica dobbiamo fare la via Basile, stiamo portando avanti, e la rotatoria del quadrivio Spinasanta. Queste sono le opere con fondi statali che stiamo facendo per ora. Momenti di festa hanno accolto l'iniziativa con canti e balli effettuati dal gruppo I Fiori del Mandorlo, il violinista Adamo, e buffet al termine dell'evento. Tanta la gente presente che ha assistito e partecipato all'iniziativa. È l'occasione utile per dire che a me piace, perché per me è stata restituita la spiaggia antica degli Agrigentini. Io venivo qua prima dell'abbandono, prima della fila di cabine che erano deposito di spazzatura e di quant'altro. La rimozione di quelle cabine ha consentito di restituire agli Agrigentini questa bellezza che non possiamo fare altro che godercela. E vorrei aggiungere che certo c'è chi la vuole cotta, chi la vuole cruda, c'è chi vorrebbe un albero di gelsi o l'albero di limone, o chi vorrebbe la rimozione dei pali, che ci vorrebbe giocare a calcio, ma tutti non si possono accontentare, io mi accontento di questo. Io da ragazzo venivo qua a 17 anni, prendevo l'autobus a Favara, scendevo ad Agrigento, prendevo l'autobus, scendevo qua e di qua a piedi mi portavo con gli amici miei, scendendo di qua Unico Fortino, dove c'è il Fortino, e là era la nostra spiaggia, era meravigliosa, e ora è stata arredata con più eleganza, con più vivibilità, perché a me mi piacciono le cose belle, a me mi piacciono quando si fanno, infatti al sindaco ci ho fatto complimenti, a tutto lo staff. Il pensiero è soltanto positivo, vedere finalmente la bellezza che ad Agrigento sta cominciando a pigliare piede. Fa specie purtroppo sentire molti agrigentini qui in occasioni come questa che vengono a lamentarsi perché dall'altra parte della città purtroppo non c'è la stessa attenzione che in questo momento è stata riservata a questo angolo meraviglioso. E effettivamente solo il pensiero dell'eliminazione di quello che c'era fino a qualche anno fa, qui davanti, la ringhiera, le cabine, l'abbandono, il degrado, tutto quello che succedeva di giorno, di notte, eccetera, ed ecco, vedere questa meraviglia con questo tramonto meraviglioso stasera è veramente una grande goduria. Sono orgoglioso di vedere finalmente un po' di bellezza.